Amici di Delta Sport, buon pomeriggio dal palazzetto Don Bosco di Cagliari, Piazza Giovanni, quindi del Club San Paolo, per assistere alle finali territoriali 2022, campionato Under 19 femminile tra la San Paolo Sublanu e il 100% Sudore Carbonia, agli ordini dei signori Muzzu Martis Massimiliano della sezione di Cagliari e il signor Casti Francesco, sempre della sezione di Cagliari. Scendono in campo le due formazioni. L'allenatore per la San Paolo Sublanu, Grammignano Matteo, con la sua vice Laura Murru, portano in distinta con la maglia numero 12 Boi Beatrice, con la maglia numero 27 Garau Michela, con la maglia numero 17 Oleker Julie, che è anche il capitano, con la maglia numero 10 Lei Francesca, che è il primo libero, con la maglia numero 2 Maina Samarica, che è il secondo libero, con la maglia numero 6 Manconi Margherita, con la maglia numero 18 Mura Elena, con la maglia numero 3 Murgia Ginevra, con la maglia numero 23 Pandori Giulia, con la maglia numero 5 Procopio Veronica, con la maglia numero 4 Sarrizzu Noemi, con la maglia numero 20 Sulis Alice. Risponde il 100% Sudore Carbonia con Federica Marras, con la maglia numero 21, con la maglia numero 3 il capitano Piras Elisa, con la maglia numero 14 Mulino Laura, con la maglia numero 23 Concas Giulia, con la maglia numero 22 il libero Tartaglione Chiara, con la maglia numero 19 Masra Elena, con la maglia numero 13 Quartu Sara, con la maglia numero 2 Zurru Elisa, con la maglia numero 5 Vaccargiu Laura, con la maglia numero 27 Seci Francesca, con la maglia numero 17 Lecis Erika. Il tecnico Berton Cristiano. San Paolo Sublanu che parte con il capitano Oleker con la maglia numero 17, con la maglia numero 10 libero Lei Francesca, con la maglia numero 6 Manconi Margherita, con la maglia numero 3 Murgia Ginevra, con la maglia numero 4 Sarrizzu Noemi, con la maglia numero 6 Sulis Alice. Primo attacco della formazione padrona di casa, maglia blu con richiami gialli, pantaloncino blu. C'è il primo punto adesso del 100% Sudore Carbonia. Quanto prima vediamo anche il sestetto della formazione ospite. Adesso il pallonetto con una mano, palla che arriva nella zona dove c'è Tartaglione, che prova a giocare la palla con il piede, non riesce però a mantenere il pallone in campo. Al servizio Noemi Sarrizzu con la maglia numero 4, battuta in salto, ricezione ancora per Tartaglione, il palleggio, c'è l'attacco della formazione in maglia nera, ancora la palla alzata con il tocco con una mano di Sulis sotto rete. Ancora Sarrizzu, battuta in salto, ricezione per Tartaglione, c'è il palleggio della numero 21 Marras, palla giocata nella metà campo opposta, c'è l'attacco veloce ma c'è la difesa della formazione ospite, ancora attacco centrale con la palla che tocca a terra, con il punto messo a segno da capitan Oleker. 100% Sudore Carbonia, che in campo a Marras con la maglia numero 21, con la 3 capitana Piras, con la maglia numero 22 il libero Tartaglione, con la maglia numero 19 Masla, con la 2 Zurru, con la 6, con la 27 Seci. Adesso punto 4-1 per la San Paolo Sublanu. Ancora Sarrizzu, battuta ancora in salto Tartaglione, in ricezione, poi c'è il palleggio, la schiacciata, l'attacco dall'out di destra della numero 19 Masra, palla che tocca la rete, ricade nella metà campo della formazione ospite. Quinto punto per le padrone di casa. Ancora Sarrizzu, sempre dove c'è il libero che va in ricezione. Adesso il muro, c'è il punto ancora per la San Paolo Sublanu.
sesto punto, mentre c'è un problema con una lente per Noemi Sarrizzu. Si riparte, sistemata la lente per Noemi Sarrizzu, che riprende la sua postazione, la sua posizione, soprattutto al servizio. 6 per chi batte, 1 per chi riceve. Ancora battuta in salto sempre su Tartaglione, adesso si attacca invece dall'auto opposto. Ancora Sarrizzu, c'è la veloce centrale, palla smorzata, il palleggio di Lai, poi palla messa ancora giù dalla formazione padrona di casa. Sette a 1. Il punteggio adesso, c'è il tocco con il fallo fischiato contro il 100% Sudore Carbonia. Arriva anche il time out chiesto dal tecnico Cristiano Berton. A 1 e si riparte ancora con la battuta per Noemi Sarrizzu. Questa volta cambia, ma cambia in peggio perché la palla è lunga, termina in out. Secondo punto per il 100% Sudore Carbonia. Adesso la ricezione di Manconi, si attacca dalla seconda linea con la palla che tocca il nastro. Risulta corta per la difesa della formazione mineraria. Adesso al servizio Alice Sulis. Lunga anche questa battuta. Si disturbano adesso in ricezione Lai e Sarrizzu, palla contesa dalle due giocatrici, termina sul fondo. Adesso Sulis si attacca con Manconi, palla fuori. 10 per chi batte, 4 per chi riceve. C'è l'errore questa volta di Ollecker. C'è un cambio fuori Piras, dentro la numero 23 Concas.
ricezione, poi si attacca sotto rete con la numero 5 Procopio. Adesso palla rimandata nell'altra metà campo, si attacca invece dalla banda sinistra con la palla messa giù da Margherita Manconi. 11° punto per le padrone di casa. Ricezione per Tartaglione, palla sotto rete, ancora palla giocata con una mano. Adesso ci riprova la San Paolo con la palla giocata dalla numero 4 Sarrizzu, che colpisce addirittura l'arbitro di sedia. Adesso è lunga la battuta del 100% Sudore. Manconi, battuta in salto anche per lei, palla che torna nella metà campo della San Paolo Sublanu, che attacca con Sulis, difende la formazione ospite che poi contrattacca. Ancora Lai, Sulis lungo linea, palla ancora giocata dalla formazione ospite, palla out. Si riparte ancora con la battuta per Manconi. Questa volta c'è l'errore. Manconi in ricezione, poi si attacca ma in appoggio per la San Paolo Sublanu. Errore anche dalla parte opposta, si rifà tutto, alzata con una mano, però attacco che termina sul fondo. Lai, adesso palla dalla parte opposta, non può attaccare Sulis perché il pallone risultava troppo lungo. Attacca questa volta appoggiandola sotto rete con una mano, tocco morbido, non riesce a tirare sulla palla la difesa del 100% Sudore. 14° punto per la formazione padrona di casa. Battuta in salto buona, rimane in campo. Il punto numero 15. Adesso ancora ricezione difettosa per la formazione allenata da Cristiano Berton. 16 per chi batte, 8 per chi riceve questo primo set. Ricezione, palleggio e attacco Murato con palla rigiocata subito, poi c'è il tocco in palleggio sotto rete, ancora palla giocata in profondità, l'attacco Murato ancora per la formazione ospite. Adesso c'è l'attacco vincente invece da parte della San Paolo Sublanu, il punto numero 17 per questo primo set. La battuta corta, giocata però molto bene dal 100% Sudore, ma poi mette giù anche questa il capitano della San Paolo Sublanu per il punto numero 18.
time out. Si rientra dopo il time out, 18 per la San Paolo Sublanu, alla battuta 8 per il 100% Sudore, primo set. Adesso attacca la formazione ospite, poi si contrattacca con la palla messa giù da Sarrizzu. Attacco in diagonale. Tartaglione, l'attacco centrale sbagliato da parte della formazione ospite. Ancora Tartaglione in ricezione, il palleggio, la schiacciata in diagonale, ricezione ancora per Procopio, poi con una mano Sulis cerca di sorprendere la difesa avversaria, ma poi c'è il muro portato da Sarrizzu e Holleker. Adesso cambio, in doppio cambio in casa 100% Sudore. Dentro la numero 14 Murino, dentro anche Vargiolu. Tartaglione, l'attacco ancora dall'out sinistro offensivo della 100% Sudore, si attacca ancora da lì, ancora in diagonale, c'è la ricezione questa volta però sbagliata da parte di Procopio. Altro cambio, dentro di nuovo Piras, fuori la numero 13 Quartu. Lai si attacca con Sarrizzu, pallone ribattuto, c'è il recupero, il miracolo di Manconi, poi però è sbagliata la palla giocata dalla numero 3 Ginevra Murgia, pallone troppo lungo con palla che termina in rete. Ancora Sarrizzu, c'è la veloce ma troppo bassa, ancora per Holleker. Piccolo passaggio a vuoto adesso per le ragazze del tecnico Matteo Grammignano. Si attacca ancora a ricezione e difesa per il 100% Sudore Carbonia, mentre sbaglia ancora Murgia. Adesso la veloce, si riprende subito Murgia, veloce di Capitan Juliet Holleker. (22-12) per la San Paolo Sublanu. Sarrizzu alla battuta, Tartaglione, poi palla alzata in posizione però centrale, si attacca con Sulis, il muro, poi c'è l'attacco di Murgia, il pallonetto morbido dolcissimo di Capitan Elisa Piras, il punto numero 13. Ancora ricezione
difettosa di Margherita Manconi con palla che termina sul fondo. Ancora Manconi, questa volta Sulis, palla dall'aperto opposta dove c'è Sarrizzu che appoggia nella metà campo opposta. Adesso pallone morbido, Lai alza per Sulis che va a toccare il muro, non riesce nella difesa la formazione ospite. 23-14. Tartaglione, palla appoggiata dove arriva Sarrizzu, poi il palleggio con l'attacco in prima intenzione, poi l'attacco di Capitan Oleker per il set point, primo di una lunga serie. 24 per chi batte, 14 per chi riceve. C'è l'errore in ricezione da parte di Zurru, si chiude così il primo set con il risultato di 25-14 per la formazione padrona di casa. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Bentornati ancora in diretta dal Palazzetto Don Bosco di Piazza Giovanni a Cagliari per assistere alle finali territoriali 2022 Under 19 femminile tra la San Paolo Sublanu e il 100% Sudore Carbonia. 100% Sudore Carbonia che riparte con Zurru con la maglia numero 2, con la maglia numero 3 Piras, con la maglia numero 19 Masala, con la maglia numero 21 Marras, con la maglia numero 27 Secci e con la maglia numero 22 il libero Tartaglione. Risponde la San Paolo Sublanu con Sarrizzu con la maglia numero 4 che va alla battuta di questo primo punto del secondo set. Adesso si disturbano Murgia e Oleker, quindi Murgia con la maglia numero 3, Oleker con la maglia numero 17, con la maglia numero 20 Sulis, con la maglia numero 6 Manconi, con la maglia numero 10 Lai. Lai in ricezione, poi Murgia si attacca da destra con il punto numero 1 anche per la San Paolo Sublanu. Tartaglione in ricezione, poi non può arrivarci Zurru. Adesso 2 per chi batte, 1 per chi riceve. Ricordiamo che gli allenatori sono Matteo Grammignano per la San Paolo Sublanu e Cristiano Berton per Carbonia. Adesso ancora l'attacco della numero 6 Manconi, attacco che porta a casa il punto numero 3 per la formazione padrona di casa. 3-1 il parziale. Adesso quarto punto.
Ancora battuta in salto per Sulis, la difesa, la formazione di Carbonia. Adesso si attacca centralmente con la veloce sottorrete che porta il punto numero 5 punto per portare a casa da Julien Olecker. Ancora Sulis, questa volta tocca la rete, l'attacco murato da parte della numero 19 Masala, muro a 2 per la San Paolo Sublanu. 6-1 il parziale. Ancora Sulis, Zurru, poi il palleggio, l'attacco di Capitan Piras. Adesso si attacca dalla banda sinistra, palla ribattuta dalla muro, attacca anche Carbonia, ma c'è ancora la difesa da parte della San Paolo Sublanu. Poi c'è l'attacco dalla seconda linea, in corsa arriva Alice Sulis, il punto numero 7. Cambio. Ancora Sulis, la ricezione di Masala. Adesso palla rimandata nella metà campo opposta, la veloce ancora tra Murgia e Olecker. Poi c'è il muro di Murgia, palla che però ricade in campo, non piega le mani per cercare di mandare la palla dalla parte opposta della rete. Il numero 3, l'alzatrice Ginevra Murgia. Adesso palla giocata da Manconi, troppo forte, palla che termina sul fondo. Siete a 3 il parziale. Adesso ricezione di Sulis, c'è il punto di Elena Masala. 4 per chi batte, 7 per chi riceve. Ancora Masala in salto, un altro punto ed è il quinto. Adesso Sarrizzu, poi Sulis alza per Manconi, ma ancora a lungo l'attacco della numero 6. 7-6 il risultato in favore della San Paolo Sublanu questo secondo set. Ancora Sarrizzu, si attacca con Manconi, palla che rimbalza in terra, punto numero 8. Per la San Paolo Sublanu. Adesso Zurru, poi Masala, palla rimandata dalla parte opposta dove Murgia alza centralmente per la numero 5 Procopio, che non riesce però ad intervenire sul pallone. 7° punto per la formazione ospite. Con la palla centrale Murgia, c'è l'attacco vincente. San Paolo Sublanu in vantaggio, sono 9 i punti delle ragazze di Matteo Gramignano in questo secondo set, sono invece 7 quelli del 100% Sudore Carbonia.
Adesso riescono a difendere con un po' di confusione le ragazze cagliaritane. Adesso c'è l'attacco vincente di Margherita Manconi, 10° punto. Provato a recuperare la palla e mantenerla in gioco Federica Marras, non ci è riuscita. Questa volta palla che tocca il nastro. Adesso lungolinea giocato da Zurru, sbagliato. Palla giocata in Biger, che però termina sul fondo. Si attacca da destra con il pallone messo giù da Concas. Ancora Concas, lei in ricezione, si attacca ancora con Manconi. Ancora un attacco vincente. Ottima la ricezione di Masala, si attacca con Zurru, palla che tocca il nastro, la mantiene in campo Lai, poi si rimanda dalla parte opposta, ancora Zurru, poi in 3 non riesce ad intervenire sul pallone. Punto ancora per la San Paolo Sublanu. Attacco in controtempo però da parte di Leccis. Arriva il time out. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. 14 per chi batte, 8 per chi riceve questo secondo set. Il primo si è concluso con il parziale di 25-14 in favore della formazione padrona di casa. Questa volta sbaglia Manconi regalando il punto numero 6. Ancora dentro il servizio di Zurru, 14-10. Manconi in ricezione, si attacca, Zurru difende, si contrattacca in palleggio, palla centrale, ancora Murgia, questa volta si attacca ma c'è il fallo chiamato alla formazione cagliaritana. 14-11. Lai fa sfilare il pallone sul servizio di Zurru. 15° punto per la San Paolo.
Ancora Zurru in palleggio, poi in decisione in fase difensiva da parte della formazione ospite. Tartaglione cerca di compiere il miracolo, colpisce la palla, non riesce però a renderla giocabile per le compagnie di squadra. 17 per la San Paolo. Adesso battuta lunga e out. 17-12. Murgia si attacca con Sarri su palla out sull'attacco della numero 4 della San Paolo su Vlanu. Ancora Murgia, questa volta si attacca con Sulis, palla ribattuta, l'attacco adesso per la formazione di Carbonia, ancora pallone giocabile, arriva nell'altra metà campo e poi c'è il punto per la San Paolo su Vlanu, in decisione dell'arbitro di sedia che ha dato prima il punto a Carbonia, poi si è reso conto dell'errore cambiando ovviamente la decisione. Adesso Zurru fa sfilare il pallone in posizione centrale, palla che però è buona, rimane in campo abbondantemente anche prima della linea. Arriva il time out, adesso chiesto da Carbonia. Battuta ancora per Sarrizzu, questa volta corta, la battuta in salto. 19-14 per le ragazze di Gramignano. Adesso cambio, fuori la numero 21 Marras, dentro la numero 14 Murino. Ricezione per Sarrizzu, Murgia, l'attacco veloce centrale di Oleker. Colpita Murino, 20° punto per le cagliaritane. Palla che si ferma sul nastro. A 15, battuta in salto ancora per la numero 19 Masala, che porta a casa il primo punto. 20-16. Ancora Masala, Sarrizzu riceve, poi si attacca. Adesso Lai, ancora Murgia, è lei che tocca. C'è il punto numero 21 e il cambio. Fuori Masala, dentro la numero 13 Quartu. Riceve Zurru, Quartu chiama la palla, si attacca ancora con Zurru, palla centrale
non più giocabile. Punto numero 17 per la formazione di Carbonia. Battuta in salto per Francesca Secci, si attacca con Quartu che difende molto bene. Adesso Zurru appoggia dalla parte opposta, Murgia ancora per la numero 6 Manconi. (21-18). Murgia si attacca centralmente, ancora Quartu, sta difendendo molto bene. Zurru, Sulis, Murgia ancora per Manconi, c'è la difesa, la formazione ospite, poi palla che rimane lì attaccata al muro. 21-19. Time out adesso chiesto dal tecnico Matteo Gramignano. Secci in battuta, ricezione per Sulis, Murgia per la numero 6 Margherita Manconi, poi c'è il muro, la stessa Manconi sull'attacco della numero 14 Laura Murino. Sbaglia Murgia in battuta. Fuori la numero 23 Concas, dentro Capitan Piras. 20 per chi batte, 22 per chi riceve. Battuta corta di Piras, 21esimo punto. Per la formazione ospite. Adesso però c'è l'errore. 23-21. Attacco Murato. Si attacca ancora in casa Carbonia, ma c'è la palla dalla parte opposta con l'attacco, la deviazione di Quartu. Con il tocco c'è il set point per la San Paolo Sublanu. Rimane in campo la battuta di Manconi ace per chiudere questo secondo set con il parziale di 25-21.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Tutto pronto per il terzo set di questa partita, valida per le finali territoriali 2022, palazzetto Don Bosco di Cagliari di Piazza Giovanni, palazzetto storico della San Paolo. San Paolo Sublanu contro 100% Sudore Carbonia, primi due parziali, primi due set vinti dalla formazione cagliaritana allenata da Matteo Grammignano, con i parziali di 25-14, 25-21, battuta adesso per la formazione ospite. Manconi poi si attacca con Sulis, pallonetto morbido, contrattacco di Carbonia con palla che termina sul fondo. Una 1-0 per la San Paolo. Adesso il muro di Capitan Ollecker. (2-0) per la San Paolo Sublano alla battuta Sarrizzu. San Paolo che parte con Sarrizzu, con la maglia numero 4, con la maglia numero 3 Murgia, con la maglia numero 6 Manconi, con la maglia numero 10 Laich, il libero con la maglia numero 17 Ollecker, con la maglia numero 20 Sulis. Quarto punto, anzi terzo punto Tartaglione, poi c'è il palleggio, palla rimandata nella metà campo avversaria con Lai, l'alzata per Sulis che mette giù anche questa. Quarto punto, 4-0 per la San Paolo Sublanu. 100% Sudore che invece riparte con Tartaglione, con la maglia numero 2, con la 3 Capitan Piras, con la maglia numero 19 Masra, maglia numero 21 per Marras, la 27 per Secci e la maglia numero 2 per Zurru. Questo è il sestetto. La formazione allenata da Cristiano Berton. Adesso Murgia si attacca con Sulis. Zurru, ancora Murgia, sempre per Sulis con una mano, contrattacco da parte di Carbonia, la difesa di Sarrizzu si attacca dalla seconda linea con Manconi,
veloce tra Murgia e Olleker, pallone però troppo basso per poterlo spingere nella metà campo avversaria. Manconi in ricezione, si attacca con Sulis, questa volta è vincente l'attacco del numero 20. 5-2 il parziale in favore della formazione padrona di casa. Adesso si disturbano due giocatrici del 100% sudore, poi c'è la palla girata da Murgia di prima intenzione, contrattacco vincente da parte di Carbonia con un pallone morbido. Adesso Murgia, è lei che gira di prima intenzione per il punto numero 6. Palla giocata ancora da Manconi, poi pallone morbido dove arriva Sarrizzu. Murgia, palla dalla parte opposta per Manconi che colpisce in testa Zurru. Bellissimo lo sguardo di Zurru, dopo aver preso la pallonata in testa. Adesso attacco vincente, punto numero 8 per la San Paolo Sublanu. Arriva il time out. Olleker alla battuta, servizio in salto per il capitano della San Paolo, palla che tocca il nastro e poi c'è l'attacco vincente della numero 5 Vargiolu. Adesso Sulis, Murgia per Manconi che attacca, doppio attacco di Manconi, doppia difesa da parte della formazione ospite. Adesso punto per la San Paolo. Batte Murgia, attacca formazione ospite, ancora Murgia in palleggio, arriva Manconi ma c'è il fallo da parte della formazione mineraria. 10 per chi batte, 4 per chi riceve. Ancora Murgia alla battuta, pallone morbido, Sulis, Murgia per la veloce messa giù dal numero 5 Procopio. Ancora il servizio Ginevra Murgia. Palla morbida, Lai
Murgia per Sarrizzu, chiama la palla a Tartaglione, poi Zurru la rimanda nella metà campo opposta, c'è l'errore questa volta di Manconi. Sarrizzu, Murgia, Manconi sposta la palla sul lato più scoperto della formazione ospite, mettendo giù anche questo punto, sfruttando tutti i suoi centimetri. Ancora Manconi, c'è il palleggio, la palla che cade in campo. Si fida Murgia, palla che cade quasi nell'angolo dove non può arrivare né Manconi. C'è il punto numero 6 per il 100% sudore. Adesso Lai si disturba con Manconi. Ancora Lai, questa volta però sbaglia. Ottavo punto per Carbonia. Al servizio ancora il numero 5 Vargiolu. Adesso si attacca con Sarrizzu, palla rimandata nella metà campo opposta, c'è l'attacco. E c'è il tocco di Lai. Nove a 12. Lai, Murgia, l'attacco di Sarrizzu ribattuto in fase difensiva dalla formazione ospite. Adesso si attacca con Sulis che gioca col muro, facendo carambolare la palla oltre il rettangolo di gioco per il punto numero 13. Adesso Murgia, palla alzata da Capitan Ollecher che toglie la palla alla numero 5 Procopio, che poi lascia il campo a Marika Mainas come libero. Primo pallone giocato da Mainas, è preciso, si attacca con Sulis, palla smorzata dal muro, c'è il contrattacco da parte di Carbonia però in appoggio. Adesso la veloce con la difesa ancora di Carbonia, che però non riesce a completare il disimpegno difensivo. 14 per chi batte, 10 per chi riceve. Sarrizzu per la San Paolo Sublanu. Adesso Mainas con l'attacco vincente. Della formazione cagliaritana. Taglione, poi c'è il palleggio con l'attacco da parte di Carbonia, contrattacco per la San Paolo Sublanu. Sono in appoggio, poi con una mano Murgia la rigira, c'è il
Muro portato da Olleker, ma c'è l'invasione della formazione ospite. Adesso cambio dentro la numero 17 Lecis per Carbonia, fuori la numero 27 Secci. Ancora Sarrizzu. Battuta in salto, messa giù direttamente da Sarrizzu per il punto numero 17. Arriva anche il time out. Ancora Sarrizzu alla battuta, 17 per chi batte, 10 per chi riceve. Ricezione di Tartaglione. Adesso Murato, l'attacco di Masala, il muro solitario di Olleker che mette giù il punto numero 18 per la San Paolo Sublanu. Lungo il servizio di Sarrizzu. Manconi poi si attacca con Sulis, palla deviata, cerca di recuperarla, ancora Tartaglione. Adesso dentro di nuovo Quartu, al posto della numero 19 Masala. Troppo lungo il servizio di Sulis. Mainas in ricezione, poi si attacca ancora con Manconi che mette giù anche questa, palla sporcata dalla difesa del 100% Carbonia, 100% Sudore Carbonia, scusate. Sbaglia Olleker. La battuta regalando il punto numero 13. Adesso con una mano Murgia prova ancora a sorprendere la difesa ospite, poi il pallonetto morbido, Sarrizzu non ci può arrivare. Sarrizzu, poi c'è il tocco Sulis ancora per Murgia, si attacca con Manconi, ancora vincente l'attacco del numero 6. (21 per chi batte, 14 per chi riceve). Terzo set di questa sfida. Riceve Quartu, poi il palleggio da parte di Murino, ancora Sulis, Murgia
per Manconi. Adesso Sarrizzu, Murgia all'attacco veloce da parte di Procopio, poi si attacca dalla parte opposta, pallone morbido, il muro di Sarrizzu con palla che termina nella metà campo della formazione ospite, ancora con Murgia per Sarrizzu, c'è il tocco ma c'è anche il punto numero 22. Murgia, battuta in salto che tocca il nastro, giocato dalla formazione ospite che attacca, ma è lungo l'attacco di Zurru. 23-14. Attacca Carboni a ricezione di Mainas, c'è il palleggio con una mano Manconi, adesso difende Sulis, ancora Murgia per Sarrizzu che attacca, è vincente l'attacco, sono 10 i match point per la San Paolo Sublanu. L'errore di Murgia, primo match point annullato, adesso c'è un altro cambio per Carbonia, fuori quarto, dentro di nuovo la numero 19 Masala. Ricezione di Sulis, Murgia per Manconi e la chiude così la numero 6 con il parziale di 25-15. Anche questo terzo set va alla San Paolo Sublanu. Finisce 3-0 per la formazione cagliaritana con i parziali di 25-14, 25-21, 25-15 per le ragazze di Matteo Gramignano. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica, un ringraziamento a tutti gli amici di Directa Sport che sono rimasti collegati con noi per questa diretta valevole per le finali territoriali 2022 campionato under 19 femminile di volley dal Palazzetto Don Bosco di Cagliari. Da Piazza Giovanni è tutto, un saluto da Alessandro Carta.